Ecco, siamo qui dietro Torcello, dove ci sono questi magnifici fenicotteri, e questo è un isolotto dietro Torcello. Quella è la chiesa di Santa Maria Assunta. A prima vista così l'isolotto sembra sano, nel senso che non si vedono, almeno se ne vedono poche plastiche apparenti. Volevo farvi vedere una cosa. Adesso io camminerò normalmente su quest'erba e volevo farvi ascoltare il suono. Questa è plastica. Io sto camminando su un letto di plastica praticamente. Cioè, al di sotto dell'erba è pieno di bottiglie di plastica. E sotto, come vedete, sono tutte bottiglie di plastica. Questo è lo stato attuale della nostra laguna, della nostra barena. Quest'isola, come ripeto, è tra Burano e Torcello. Qui c'è Davide con Giulia che stanno prelevando dei campioni di sedimento, di acqua e di plastica da un'imbarcazione di vetroresina abbandonata, ma la cosa incredibile è che il resto della barena sembra sana, appunto, e in realtà al di sotto dell'erba c'è un substrato di bottiglie di plastica. Questo è allucinante. Ecco, ritorno sulla cosa più bella in questo momento, più naturale, che sono i fenicotteri. Una catastrofe qua di spazzatura, ce n'è dappertutto, ovunque ti giri, e poi è impressionante quando cammini, senti sotto i piedi, qua sotto l'erba non vedi, c'è l'erba alta, quando cammini senti il rumore della plastica, senti bottiglie, 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 ogni passo ci sono bottiglie. E dove non sono bottiglie c'è il polistirolo. Qua siamo sullo stradone che porta in Val d'Ario. Prima eravamo a Torcello e poi a Caromanno, ma è la stessa situazione in diga, sull'Arzerone, ovunque. E non è solo Chioggia. Il problema delle plastiche, del polistirolo che non viene smaltito ma liberato nell'ambiente è un problema serio. Le isole di plastica gigantesche che galleggiano negli oceani hanno vastità che neppure immaginiamo e sono alimentate a ciclo continuo dalle plastiche trascinate dalle correnti. La plastica è nata come un materiale rivoluzionario che ha cambiato tante abitudini e ha semplificato molto la vita sotto tanti aspetti, certo non sotto l'aspetto ambientale. Ne ha guadagnato l'economia, ne ha guadagnato la produzione di una vastità di prodotti altrimenti non realizzabili e quindi ne ha guadagnato il consumismo, ma ne ha perso l'ambiente. C'è da fare una piccola riflessione. Quando è nata la plastica non si sapeva ancora come smaltirla correttamente, un po' come le batterie per le auto elettriche adesso. Ora, premessa che ci vuole assolutamente, per tante famiglie che cercano un alloggio hanno delle difficoltà enormi, è già difficile per quelle famiglie dove almeno uno dei coniugi ha un lavoro fisso, trovare un'abitazione, poi se hanno figli è ancora più difficoltoso, figuriamoci quando uno non ha lavoro oppure ha un lavoro saltuario, diventa veramente un'impresa. Alla luce di questo, quando diciamo quelle volte che abbiamo dato notizia di alloggi comunali o dell'ATER occupati, anche se è un reato, diciamo che c'è la percezione di un reato meno grave rispetto ad altre situazioni. Si tratta sempre di un reato, però diciamo che c'è come una sorta di dire poverini cosa possono fare? Ok.
non è assolutamente giustificabile. Detto questo, questa mattina il sottoscritto ha ricevuto una telefonata veramente surreale da parte della signora che ha occupato l'alloggio di Via Poli. Via Poli, l'abbiamo pubblicato questa mattina nella rassegna, c'era un signore di 80 anni, gravemente ammalato di diabete. Come è morto? Questi hanno buttato giù la porta, hanno buttato fuori i suoi poveri beni, poveretto, e hanno occupato l'alloggio. Mi risulta che abbiano anche attivato, non so come hanno fatto, anche le utenze. La signora ha chiamato infastidita, chiudo una parentesi, non pubblichiamo la telefonata, potremmo farlo perché comunque non c'è il nome, e non abbiamo mai dato il nome di chi ha occupato l'alloggio, ma onestamente sarebbe da pubblicare proprio non lo so, per capire a che punto che siamo arrivati con la situazione. Questa donna, al di là che ci contesta, che lei dice che non è vero che l'hanno occupata il giorno dopo che è morto, ma una settimana dopo, e non è vero, perché almeno 2 persone ci hanno confermato che è stata occupata il giorno dopo. Comunque, al di là che è stata occupata il giorno dopo o una settimana dopo, ciò non toglie che da un punto di vista, abbiate pazienza, morale, io non voglio fare assolutamente né il moralista né dare giudizi sulle persone, ma che uno occupa una casa di uno che è appena morto e gli butta fuori anche i pochi beni che ha, almeno non se ne vanti, almeno stia zitto, non dica nulla, sa di aver sbagliato, dice occupato, abbiamo intervistato altre situazioni, ha detto ho sbagliato, so che ho sbagliato, però ho un bambino piccolo, non sapevo come fare, ok? Non se ne giustifica, questa se ne giustifica e dice ma io mi sono autodenunciata, quindi mi sono autodenunciata, sono a posto e va bene così. E tu, comparato che hai scritto questo articolo, hai fatto male e non dovevi farlo. Questa qua è, diciamo, la morale. Ecco, allora, tra l'altro, di tutta questa storia, la cosa grave, veramente grave, è appunto non tanto che c'è questa occupazione di questo alloggio, che ce ne sono purtroppo tante diverse, ma il fatto che questa si sente giustificata di poter fare questo, tranquillamente perché dice mi sono autodenunciata. Per inciso, da quel che ci risulta, non è ancora stata formalizzata una denuncia per questa occupazione. È un reato, tra l'altro un reato continuato, che si continua. Ogni giorno questa occupa illegalmente un'abitazione e non ha ancora ricevuto, almeno sembrerebbe, una denuncia. Con buona pace di tutti quelli che hanno diritto e che stanno aspettando, sono in graduatoria, e questi qui ovviamente staranno a guardare e diranno anche loro ma perché non occupo un alloggio anch'io? Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. I nidi delle larve di processionaria si stanno rendendo più visibili sui pini cittadini, la pianta che viene colpita soprattutto se si trova in aree soleggiate. In un caso i bruchi sono già usciti allo scoperto, chi li ha avvistati li ha soppressi calpestandoli. Ricordiamo innanzitutto di avvisare gli uffici competenti, quindi gli uffici del verde, se avvistate un nido di processionaria su un pino in suolo pubblico, o il proprietario del giardino in cui si trova il pino se privato. Non calpestateli, i peli urticanti rischiano di attaccarsi sotto le suole delle scarpe, così ve li portate a casa, e se avete un cane o un gatto che li può annusare e respirare, per loro sono dolori, ma non dategli neppure fuoco, limitatevi ad avvisare gli uffici competenti che provvederanno nel più breve tempo possibile. Se volete contribuire a eliminare questo bruco che può rivelarsi pericoloso, fate caso alla chioma dei pini. Se vedete una specie di fitta ragnatela a palla più o meno, fotografatela, fotografate il luogo e inviate alla mail del comune, Ufficio del Verde. Siamo qua con Giorgio Bortoli, scultore,
per la presentazione però di una statua, di Sì, una scultura che domani verrà appunto inaugurata e scoperta, però il sarà momento una è top sorpresa. secret, Top è top secret sarà una secret. sorpresa, quindi dovete assolutamente domani mattina alle 11 venire qui in Corso del Popolo nella loggia dei Bandi vicino al comune. Anche perché sarà una mattina molto particolare. Sarà una mattina quanto... ricca di eventi, di situazioni, di cose anche storiche, però non voglio svelare. Non possiamo svelare Non possiamo, niente, non dobbiamo possiamo. mantenere il massimo riservo. Massimo riservo, assolutamente. Perfetto, allora ci vediamo domani Ci vediamo qua in domani. piazza. Grazie, vi Grazie aspetto. a te, grazie. Arrivederci, grazie. Domani mattina alle 11 a Chioggia, alla Loggia dei Bandi, sarà svelata una scultura dell'artista veneziano Giorgio Bortoli, un'installazione Passo di Donna che si colloca nella rassegna Marzo Donna 2023. Oltre a questa iniziativa di importante significato ci sarà un corteo storico che giungerà dalla vicina Venezia via Acquea. Il corteo sarà composto da 10 Marie provenienti dal Carnevale di Venezia e dovrebbe giungere a Vigo sempre verso le 11. Una mattina da non perdere non solo per i chioggiotti, ma anche per i numerosi turisti della crociera giunta a Chioggia che potranno gustare una rappresentazione insolita e originale e ammirare in centro storico l'opera itinerante di un artista veneziano. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Siamo con Giorgio Bortoli, un artista, come definiresti la tua arte? La mia arte è scultura pura a 360 gradi, su tutti i materiali, dal legno all'acciaio, al vetro, perché sono fortunato come veneziano ad avere Murano e quindi fare esperimenti con il vetro di Murano, ma non trascuro anche materiale da riciclare, quindi di recupero. Il legno è il mio primo amore, ho cominciato con il legno da ragazzino, da bambino e via via sono andato avanti perfezionandomi e sono arrivato addirittura a una scultura, a un'archiscultura di circa 12 metri che sta andando a New York grazie a un amico mecenate di Chioggia, visto che sono a Chioggia, non posso dimenticare l'amico Mister Luciano, come lo chiamano a New York, perché a New York è un volto non noto ma notissimo, Luciano Boscolo Cucco perché a Chioggia ci sono. A Chioggia erano detti, adesso fanno parte del cognome. Fanno parte integrante del cognome, vero? Esatto. E grazie all'amico mecenate Luciano stiamo portando questa scultura dove andrà collocata per sempre al Meucci Garibaldi Museum, che è la storia americana, dove ci stanno aspettando la comunità italo-americana di oltre 500.000, pensate, di italiani. E quindi verrà collocata dopo un percorso lunghissimo che ha girato tutto il Veneto, addirittura abbiamo sconfinato in Friuli, nella base, vicino alla base americana di Aviano, e via via insomma ci siamo avvicinati alla meta dopo essere partita da Venezia ed esposta addirittura in Biennale, in Canal Grande, nei bacini dell'Arsenale, quindi tutti i posti più importanti della Serenissima. Il significato di quella archiscultura? Il significato è un gemellaggio tra le due città d'acqua, tra le due città verticali, perché sapete benissimo che Venezia è tutta attaccata alle callette, come anche Chioggia, no? E non si poteva costruire, allargarsi, specialmente nel ghetto degli ebrei, e quindi si è andato su e nasce il grattacielo proprio a Venezia, nel ghetto degli ebrei. E quindi un gemellaggio tra le due città d'acqua e verticali, perché Venezia con le sue calli strette a guardare all'insù e New York lo stesso per certi aspetti. Ecco. Interessante questo confronto, non ci avevo mai pensato a paragonare Questa è Venezia proprio a New storia York. dell'architettura. Io ho fatto una lunga ricerca
ad architettura IUAV di Venezia, l'istituto di architettura proprio, e ho trovato che nel 1902 crollava il campanile di San Marco e in fase di ricostruzione succedeva che a New York fanno il nostro campanile, 200 metri però il doppio, e si chiama il Metropolitan Life Tower, è esattamente copia uguale del nostro campanile di San Marco, però il doppio, ripeto, non ha le campane ma 4 orologi, e quindi ecco l'idea di gemellare le due città con un discorso di verticalità e di acqua. E questa archiscultura andrà quando in America? E la data di inaugurazione è fissata per il 21 maggio. Non posso garantire di esserci, ma mi farebbe molto piacere. Lei è invitata e se può venire con il nostro amico Luciano sarebbe bellissimo.